Assessore Chessa, perché è importante fare squadra? Fare squadra perché non abbiamo altra alternativa, è la squadra che vince, non il singolo, e la Sardegna questo deve capire, fare sistema e fare squadra. Fare sistema vuol dire unire le forze, mettere in campo le migliori intelligenze, le migliori qualità delle persone, i migliori organizzatori e offrire al turista un servizio di qualità, questo vuol dire fare squadra. Lei ha parlato di sarcofago culturale da cui la Sardegna dovrebbe uscire, gli operatori sardi dovrebbero uscire, non bisogna però esagerare e andare nel senso opposto. No, guardi, qui non c'è il problema di esagerare, qui c'è il problema di uscire da questo scrigno di omertà culturale, dobbiamo farci conoscere nel mondo, dobbiamo fare una politica del sì, noi dobbiamo fare le cose, non tutto può essere vincolato e bloccato. Cambiamento culturale significa anche questo, farci conoscere al mondo, quindi questo sarcofago che è una bellissima Sardegna dove noi restiamo molto chiusi per la questione culturale, ecco, è un momento di cambiare per il bene di tutti, altrimenti l'economia della Sardegna qui non aumenterà e l'economia passerà attraverso il turismo, i nuovi posti di lavoro saranno dal turismo, le fabbriche non torneranno mai più, la chimica ci ha lasciato cattedrali nel deserto, morti, cassaintegrati, è un periodo finito. Ma la chimica ci ha fatto anche dimenticare le nostre tradizioni, chi eravamo e chi siamo. Dobbiamo ripartire da questa, la nostra tradizione e la nostra cultura.